Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla rubrica Carezze per lo Spirito. Ci troviamo oggi 1 novembre 2020, in questo giorno importante. È una solennità che conosciamo tutti, è la solennità di tutti i santi, una grande festa nella quale si ricordano davvero tutti i santi, la comunione dei santi, oltre a quelli che chiaramente ci sono sul calendario e che sono per noi un grande modello. Ogni volta che noi facciamo memoria nel famoso onomastico che ciascuno di noi ha, oltre a loro ci sono anche quelli che sovente Papa Francesco ricorda con il nome dei santi della porta accanto, cioè tutte quelle persone, un po' come noi, e forse anche coloro che hanno vissuto con noi e che sono adesso già passate nella vita eterna. Ecco, sono quelle persone che attraverso dei piccoli gesti di quotidianità, ma dei gesti di fede, hanno contribuito davvero a diffondere l'amore di Dio tra di noi. Sono quei piccoli gesti appunto quotidiani, semplici, una carezza, un bacio, uno sguardo, una mano sulla spalla, una consolazione data. Sono quei piccoli gesti che però rendono davvero la vita piena di amore. Lo Spirito passa proprio attraverso questi gesti molto umani, molto umani. E il Signore a volte si trasmette e si fa sentire anche in questo modo. E poi ricordiamo in questo giorno chiaramente dei santi la santità stessa appunto che vissuta da quelle persone anche che sono state accanto a noi è un atteggiamento del cuore, un atteggiamento della fede, l'atteggiamento per il quale noi proviamo davvero a convertirci, cioè a cambiare il nostro sguardo per avere gli occhi come il Signore, vedere tutto ciò che ci circonda, le cose, la vita stessa, le persone a cui vogliamo bene, con i suoi occhi, e vederle con il suo cuore, a trattarle con il suo cuore. Ecco, allora ricordiamo questo giorno e preghiamo tutti coloro che sono sempre accanto a noi nella santità. A messa questa mattina abbiamo ascoltato un Vangelo bellissimo, il Vangelo delle Beatitudini, Matteo, capitolo 5. Questo Vangelo viene chiamato anche Discorso della montagna. Discorso della montagna perché Gesù stesso, come fece Mosè nell'Esodo, sale su una montagna. Vedete, allora anche quando Dio rivelò la legge a Mosè, egli salì su una montagna e ci fu lì appunto una rivelazione. Quindi il salire sulla montagna, questo gesto che viene fatto da Gesù, ha proprio questo significato, cioè quello di volerci rivelare qualcosa. Ed è Dio stesso che si mostra, si rivela, è un fatto. Si rivela e ci racconta la legge, che non è la legge che fu data a Mosè, anche se quella non viene mai cancellata, ma viene compresa in questa grande legge dell'amore che ci regala Gesù, ed è la sua vita stessa, è Lui stesso. Allora noi rientriamo in questa legge che ci chiede certo tanto, ci chiede uno sforzo, ci chiede davvero di superare quegli egoismi, quelle fragilità, quei modi di fare che a volte ci appesantiscono anche, per entrare in questa logica d'amore, in questo stile che è lo stile stesso di Gesù. Infatti questo brano delle Beatitudini è proprio una fotografia, se vogliamo, una carta d'identità non del cristiano perfetto, ma di Gesù Cristo. E certamente, e poi il cristiano è portato a assumere uno stile di vita come quello del suo Signore, uno stile di vita che lo porta ad essere se stesso e lo porta ad essere davvero figlio di Dio amato nella felicità, nella beatitudine. Allora questa felicità è una felicità certa, cioè quella che ci viene raccontata dalle beatitudini.
Una felicità che richiede uno stile di vita appunto evangelico, come dicevo prima. Sapete, Vangelo significa buona novella. E allora noi portiamo questa felicità, anzi viviamo questa felicità stessa portando questa buona novella. Il portare la buona novella è l'essere già felici in sé. E questo è un po' il senso delle beatitudini. E questa vita, questo stile di vita evangelico è uno stile di coraggio, in fondo, se vogliamo, nel testimoniare Dio, attraverso di noi, attraverso le nostre parole, attraverso i nostri gesti, avviene la testimonianza di Dio nella bontà, nella dolcezza, nella misericordia. Attraverso la nostra attenzione noi abbiamo uno stile di vita di ascolto della parola, ma ascolto anche delle parole di tutti coloro che ci circondano, dai nostri cari, i nostri figli, i nostri nonni, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, tutte le persone che noi incontriamo. Ecco, se le ascoltiamo, davvero entriamo in un dialogo cuore a cuore, non soltanto con le orecchie, ma davvero anche con il cuore. E poi abbiamo uno stile di vita di perseveranza nell'incarnare questa parola, affinché davvero i nostri gesti siano gesti non di prepotenza, ma di fede, dei gesti di fede in quel Signore che si è dato tutto, si è speso tutto per noi, per dirci quanto ci ama e quanto ci vuole bene. Allora questo è un augurio per vivere bene questo giorno, il giorno dei santi. Ecco, ricordiamo anche tutti i nostri cari defunti, di cui faremo la commemorazione domani, 2 novembre, e poi un augurio per voi, per continuare bene la vostra vita. Il Signore ci è sempre vicino e noi anche ricordiamoci di Lui con una preghiera. Vi saluto, arrivederci.